E questo è il secondo anno che sei in musicultura e cosa è cambiato durante questo anno nella tua produzione artistica? E io ovviamente ho continuato a scrivere delle canzoni, ma il progetto è quello, la scia, il percorso mi fa scrivere più o meno mantenendo questa linea di condotta. Forse quest'anno più che l'anno scorso ascolterete qualcosa di un po' più forte, tra virgolette, perché mi è piaciuto parlare di argomentazioni che vanno sul sociale, Sul forse sociale. sì. E tu credi che esporre in dialetto, nella forma un po' popolare, oggi come oggi, è un punto di rottura nella quotidianità delle cose oppure no? Io ritengo che il dialetto intanto sia anche una curiosità da parte delle persone che non fanno parte della tua cultura e che utilizzato e sposato bene con l'italiano come intendo fare io è anche comprensibile, però lì il dialetto è musica, è molto più musicale talvolta dell'italiano e quindi rende meglio, riesce a gestirti meglio una frase che vuole essere forte, provocatoria o quel che Ok, si voglia. un'altra domanda, quando nascono le tue canzoni? In quali momenti? Di Se hai... mattina. Di ma- appena svegli. Decisamente sì, normalmente i musicisti che io sappia si ispirano alla sera, alla notte, no? E io invece riesco a scrivere bene di mattina, funziono meglio. E l'ultima domanda, cosa ti Sì. aspetti da Musicultura? Cosa mi aspetto? L'anno scorso felice di esserci stato e ho raggiunto i finalisti e quest'anno mi sento più forte, ancora più motivato e quindi vorrei riuscire ad andare più avanti, è chiaro, come tutti d'altronde. Certo. Certo, Allora io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo grazie, crepi. e ci vediamo prossimamente. Certo.